Ultimo momento di 7 in punto, ben ritrovate e ben ritrovati, siamo in compagnia di Alfredo Belluco, presidente di Confedercontribuenti del Veneto, il ruolo delle banche. Vedete anzitutto accanto al nostro gradito ospite il numero verde anticrisi e banche, che poi vi visualizzeremo anche in sovraimpressione, 800 814 603. Ma soprattutto con Alfredo Belluco, in apertura della prima parte della nostra conversazione, abbiamo lanciato questo importante appuntamento sabato 9 novembre dalle 9 alle 12:30 a Villa Obizzi in Sala Verdi ad Albignasego, siamo alle porte di Padova, il convegno sul tema quando le banche sbagliano pagano. Vedete, c'è il punto esclamativo e anche il punto interrogativo. Però attenzione, chiediamo al collega Davide Romanut della regia di pazientare, perché girando questa locandina c'è un altro aspetto molto importante. Vedete, a piede di manifesto c'è un aspetto che adesso giriamo al nostro ospite: verifica preventiva gratuita, che è questo l'aspetto su cui si focalizzerà il convegno, no? Certo, perché per contrastare eventuali richieste illecite da parte della banca è assolutamente necessario verificare preventivamente quelli che sono gli eventuali illeciti, e noi ne scopriamo di tutti i colori, di tutti i colori. Ora, il discorso è questo: noi abbiamo fatto prima l'esempio del suicida, e va bene, è una cosa gravissima che noi tendiamo, ogni volta che c'è un suicidio io sento dentro di me e anche nello staff che rappresento, che se noi avessimo esaminato probabilmente i suoi conti correnti e di un piccolo imprenditore, perché di solito sono artigiani, commercianti, piccoli imprenditori quelli che fanno quei gesti, siamo certi, o quasi, che noi avremmo potuto salvarlo. Ora, il problema è questo qui, che non c'è solo il problema del suicidio, ci sono problemi anche di malattie correlate a depressioni, infarti, ictus, malattie varie, fegato, cuore, eccetera, che sono tutte o quasi correlate al fatto di non avere economicamente il supporto sufficiente per mandare avanti la propria famiglia, la propria impresa. E la maggior parte delle cose si potrebbero contrastare, come ho detto, verificando preventivamente i conti correnti, i derivati, leasing, factoring e i mutui con promessa usuraria. Ora, molti non sanno che, però ormai è di uso comune perché ne ha parlato le Iene, Striscia la Notizia, i giornali, tutti ne hanno parlato, che perché ci sia l'usura non serve che ci sia la corresponsione dei soldi, basta che ci sia la semplice promessa in contratto, compreso la mora, gli interessi di mora. Ora, a molti potrebbe sembrare una cosa strana, ma come? Io i soldi non glieli do e il contratto è usurario lo stesso? No, l'articolo 600, il nostro legislatore ha previsto anche questo, che è giusto che sia così. Chiunque si fa dare o promettere, che sia usuraio da strada, banca o chiunque altro, finanziaria eccetera, commette il reato. Il reato è commesso istantaneamente ed è a schema duplice, cioè lo commetti al momento della sottoscrizione e lo aggravi nel momento della corresponsione. Quindi non serve che ci sia, ho detto, la corresponsione, basta che ci sia la promessa. Ora, noi modestamente abbiamo vinto una causa importantissima alla Corte d'Appello di Venezia, che poi è stata confermata, non quella, in un altro caso dalla Cassazione, che è leggibile tra l'altro nel nostro sito www.confedercontribuentiveneto.it, oppure cliccando il mio nome Alfredo Belluco, eccetera, che è il risultato che questa azienda non ha pagato nulla al di là del capitale prestato, va bene, solo perché c'era nel contratto una promessa di interesse usurario, va bene? Ecco, e questi noi abbiamo calcolato che sono circa, alcuni dicono addirittura l'85%, ma sicuramente un terzo dei contratti di mutuo di finanziamento sono con promessa usuraria, ecco, e quindi annullabili. Come individuarli, ecco, tanto per dare un'indicazione? Ma è molto semplice, basta fare la sommatoria tra il tasso applicato all'inizio più gli interessi di mora, si fa la somma, poi ci sono le tabelle dove viene indicato qual è il tasso soglia
applicabile in quel periodo nel trimestre precedente, si fa una somma, solo che poi per contrastare la banca e per fare applicare questa norma fondamentale del nostro ordinamento, naturalmente ci vogliono degli esperti e noi modestamente ci atteggiamo come tali, insomma. Perché come Confedercontribuenti, lo ricordiamo a chi ci sta seguendo da casa, c'è la possibilità anche di una consulenza legale. E questo a che prezzi, se ci sono dei prezzi o se voi fornite una consulenza anche gratuita? Allora, noi le consulenze le facciamo gratuite. È chiaro che se poi, naturalmente, sono 30 euro della tessera, 30. Naturalmente se poi servono perizie, avvocati, e poi andare avanti con la procedura, è chiaro che ci sono dei costi, ma come ho detto noi facciamo consulenze anche di ore gratuito, il nostro staff lo fa. Ora il problema è questo qui: adesso fortunatamente c'è anche la cosiddetta mediazione obbligatoria, cioè nel momento in cui noi facciamo una perizia e la banca dice no, non se ne parla proprio, c'è l'obbligo da parte della banca, che poi se non lo fa è una cosa che aggrava la sua posizione processuale eventuale, di venire al tavolo della mediazione, proprio previsto dal decreto del Fare che è entrato in vigore il 22 settembre, quindi poco più di un mese fa. Per cui esistono delle norme che lo impongono, insomma. Alfredo Belluco, un imprenditore in difficoltà, quanti ne abbiamo sentiti anche in interviste che dicono le banche mi chiedono rientro di soldi. Ecco, a questi imprenditori che indicazioni si possono dare? La ringrazio moltissimo di questa domanda. Allora, quando una banca comincia con le telefonate, le letterine e cose così, bisogna anticiparla, bisogna mandare una letterina noi, prima che la banca la mandi, chiedendo tutti gli estratti conto degli ultimi 10 anni, perché la banca è tenuta a darli solo degli ultimi 10 anni, chiedendo copia del contratto di apertura del conto con esibizione dell'originale, contestando il saldo negativo o il saldo del conto. Sì. Ora, così facendo la banca non potrebbe più fare nessuna azione. Se lo fa, aggrava ancora di più la sua posizione. Ora, il problema è questo qui: non bisogna assolutamente allarmarsi. Io sto seguendo anche dal punto di vista psicologico, perché poi dobbiamo anche seguirli dal punto di vista psicologico, questi imprenditori che 4 o 5 mesi fa un'imprenditrice mi ha detto che aveva preso le pastiglie, 40 pastiglie per suicidarsi, va bene, e che adesso purtroppo è ancora ammalata di questa cosa qui. Ma abbiamo analizzato i suoi conti e di una banca importante non era lei che doveva dare 70.000 euro, era la banca che doveva dare indietro 100.000, quindi il saldo positivo a favore dell'imprenditrice sono 30.000 euro, va bene? Che adesso naturalmente abbiamo chiamato la banca al tavolo di mediazione, che se non si presenta è peggio per la banca, perché poi gli mettiamo in conto l'illecita segnalazione al centrale rischi, lo stato di salute che ha portato l'imprenditrice sull'orlo del suicidio, e tutta una cosa, l'agonia mediatica, la condanna reputazionale, che è quella che le banche temono di più. Sì. Non so se mi spiego, perché noi la facciamo, perché noi siamo andati modestamente alla banca che dicevo prima, la banca dei Colli Euganei, siamo andati a volantinare la vigilia di Natale davanti alla sede di Lozzo a Testino, c'erano 3 gradi sotto zero, quindi la cosa che temono di più le banche è l'agonia mediatica, la condanna reputazionale. Parliamo proprio dell'aspetto mediatico. Secondo noi, non è che vogliamo tirarci la zappa sui piedi, è ancora un argomento che l'informazione fa fatica a diffondere, no, più che altro a trattare. Il problema è questo, che molto spesso i giornali, anche le TV private, e io ringrazio naturalmente voi che mi invitate a esprimermi liberamente, come dicevo, i giornali, le TV, tutti i mezzi di informazione, i giornalisti purtroppo, sono in mano ai grandi
centri di potere economico che sono le banche, i banchieri, eccetera, e anche la stessa politica. Una volta alcuni dicono che quando si incontravano al ristorante un banchiere e un politico era il banchiere che andava dal politico a salutarlo, adesso invece è l'esatto contrario. Ma a che gioco stiamo giocando qui? Qui il ruolo che deve avere una persona che deve rappresentare la cittadinanza si è completamente rovesciato. Io dico sempre, c'è l'articolo 47 della Costituzione che dice la Repubblica, tra parentesi, italiana, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Invece è l'esatto contrario, è il credito, cioè le banche, che disciplinano, coordinano e controllano l'esercizio della Repubblica. Va bene? Ecco, questo siamo ridotti ormai noi in Italia, che siamo comandati dai banchieri nazionali e internazionali. Quanto si soffre a essere Alfredo Belluco? Sapeste quanto si soffre purtroppo. Purtroppo mi sono scelto, perché è stata una scelta, perché io ho fatto il fotografo per 41 anni, 26 da dipendente e 15 da autonomo. Questo ruolo me lo sono dovuto scegliere perché nel 2002 una banca, come ho detto prima, la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, me ne aveva fatte talmente tante che sono stato io che l'ho affrontata in giudizio e l'ho sconfitta. Ho 5 sentenze contro, di cui una della Corte d'Appello di Venezia. Quindi immaginate il grado anche di tensione che ho dovuto subire nel corso degli anni. Ma la cosa più importante è che io nel frattempo ho accumulato talmente tante nozioni di natura proprio antibancaria che le ho messe a disposizione degli imprenditori e dei risparmiatori che hanno questi problemi, le famiglie e le imprese, specialmente quelle piccole, che non sono in grado di difendersi, che le associazioni di categoria non difendono nei rapporti con le banche. Non so se sono chiaro, qui lo dico e qui lo confermo, va bene? L'anatocismo che dicevo prima, cioè l'applicazione degli interessi sugli interessi, non solo era tollerata, ma era anche deliberata dalla Camera di Commercio di Padova ed è stato in vigore fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa. Non solo, ma voi dovete sapere che la giunta della Camera di Commercio di Padova è composta dalle associazioni di categoria, artigiani, commercianti, industriali, agricoltori, eccetera. E cosa hanno fatto questi signori qui? Hanno proprio deliberato che gli interessi applicabili alle banche dovevano essere calcolati trimestralmente e quelli applicati alle imprese dovevano essere applicati annualmente. Questa diversificazione ha portato colossali, illeciti guadagni a favore delle banche con l'apporto della nostra beneamata Camera di Commercio di Padova. Qualcuno dice che il 2013 è l'anno conclusivo della crisi, lei ci crede? Assolutamente no, la crisi basta leggere i giornali, i saldi negativi delle partite IVA, proprio oggi sul giornale dei giorni scorsi c'è stata questa notizia e naturalmente siamo di fronte a un saldo negativo delle imprese che continuerà a crescere purtroppo. Primo perché c'è una delocalizzazione delle nostre imprese che ormai è iniziata già da alcuni anni, forse anche più di 10, verso i paesi dove i costi sono minori e dove si può produrre a costi, come ho detto un attimo fa, nettamente inferiori. Ma poi c'è la questione riferita al fatto che non è assolutamente vero che la crisi è alla fine, assolutamente no. Primo di tutti è il costo del denaro che incide prevalentemente su quelli che sono i costi Nei giorni scorsi è apparsa una notizia nei giornali locali veneti dove a una parrucchiera è stato chiesto uno spread dell'11-25%, ma lo sapete cosa significa affrontare lo spread, solo lo spread, senza contare l'Euribor dell'11-25%? È una cosa folle. Le banche si approvvigionano alla Banca Centrale Europea allo 0,50
Quindi hanno moltiplicato per 24 quello che è il costo che loro affrontano, solo per quel caso lì. Ma stiamo parlando di una parrucchiera che ha chiesto 10.000 euro e hanno chiesto 15.000 euro di controvalore di titoli per darglieli. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto come, in che mani siamo messi? Questi signori qua vogliono la distruzione del nostro beneamato Veneto e beneamata Italia. Confedercontribuenti, lo riproponiamo il numero verde a cui rivolgersi, 800 814 603. Vorremmo tornare un momento con Alfredo Belluco al discorso della realtà che lei rappresenta, un'associazione di consumatori che si sta sempre più affermando. Lei parlava di una quota di iscrizione di 30 euro, certo. È una quota annuale, una quota definitiva? È una quota che vale per i 12 mesi successivi, insomma, dal momento della... E che consente appunto una consulenza da parte vostra, anche dal punto di vista legale, però insomma comporta delle spese se ci fossero delle verifiche, delle analisi un po' più approfondite, no? Allora, la verifica dei conti correnti, anche se sono dei periodi molto lunghi, la facciamo gratuita. La verifica preventiva. Cioè noi verifichiamo se sul conto corrente ci sono stati applicati degli interessi illeciti, spese non dovute, commissioni, antergazione dei depositi, postergazione, no, il contrario, antergazione degli assegni emessi, postergazioni dei depositi. Quelli sono tutti giochetti contabili. Il calcolo a 360 giorni invece che a 365, che ho già avuto modo di dire qualche altra volta, sembra una cosetta di poco conto. Il calcolo a 360 giorni invece che a 365 è un vantaggio dell'1,37% della banca. L'1,37%. E non è poco, considerandolo che il denaro loro lo pagano allo 0,25, solo questo giochetto qui gli permette l'1,37%. Ma tutto questo perché non c'è chi controlla il controllore? Assolutamente no, come fa la Banca d'Italia che dovrebbe controllare, scusate il gioco di parole, quando è a suo tempo di proprietà delle banche stesse al 94,6%, immaginate. Le banche, specialmente Intesa San Paolo e Unicredit, hanno da sole i 2/3, il 66,7% della Banca d'Italia, ma una piccola quota ce l'hanno tutte le banche, l'MPS, la Carige, anche la stessa Cassa di Risparmio del Veneto. Quasi tutte le banche hanno una quota azionaria della Banca d'Italia, che sono 300.000 azioni, attenzione, di 0,52 euro. Quindi il capitale sociale sono 300 milioni delle vecchie lire, circa 155.000 euro, va bene? La Banca d'Italia è una società per azioni, non è quello che crede la maggior parte della gente un ente di interesse comune, di interesse pubblico. È sì un ente di interesse pubblico, ma ha capitale privato e quindi per forza di cose deve fare gli interessi dei propri azionisti. Sì, è un organismo di controllo che è detenuto per la maggior parte dalle banche, per cui insomma anche dal punto di vista della credibilità e dell'attendibilità. Allora ribadiamo, per chiudere un po' il cerchio, sabato prossimo, cioè fra alcuni giorni, fra 4 giorni, un importante incontro a cura di Confedercontribuenti che si terrà nella Sala Verdi di Villa Obizzi ad Albignasego, siamo alla periferia di Padova. Quando le banche sbagliano pagano, e poi c'è soprattutto, ecco questo lo vedete, ecco il titolo, quando le banche sbagliano pagano, con un punto esclamativo e uno interrogativo, che sono eloquenti dal punto di vista del dubbio. E poi soprattutto c'è questo aspetto che verrà trattato, ci sono illustri relatori, ci saranno legali, ci saranno rappresentanti istituzionali, per esempio Emidio Orsini della Consulta Antiusura Bancaria, poi ci saranno anche il presidente nazionale di Confedercontribuenti e ci sarà Don Enrico Torta anche, che è il parroco di Dese in provincia di Venezia. Sì, questo perché? La scelta di un sacerdote? Allora, lui è un personaggio unico, veramente. Pensate che è poco conosciuto, è molto conosciuto nella provincia di Venezia, perché quando ci sono stati i suicidi nelle Marche, che si è suicidato quei 2 fratelli e poi anche il cognato, eccetera, e lui è partito, è andato lì,
ha portato la sua solidarietà e ha detto ai suoi parrocchiani la domenica successiva, ha detto: parrocchiani, se avete fame, se avete difficoltà, se avete cose, non vi suicidate, venite da me, e se avete fame andiamo a rubare assieme. E questa è la cosa fondamentale che ha detto, perché questo deve essere il messaggio. Qui le difficoltà, se ci sono, devono essere affrontate e non c'è nessuno che ci impedisce di affrontarle, perché come sono riuscito io a sconfiggere le banche, e l'ho fatto anche a favore di tanti altri imprenditori, perché anche altri imprenditori hanno usufruito delle nostre servizi, va bene? Non serve che mi metta a raccontare i dettagli, ma le banche, quando ci siamo di mezzo noi, modestamente, ci temono e sanno che vanno incontro a certe cose. Ma tornando un attimo a Don Enrico lo chiamano Don Robin Hood perché ha detto: rubiamo i ricchi per dare ai poveri, perché è così che deve essere fatto. Certo. Noi ringraziamo Alfredo Belluco, gli auguriamo una buona giornata e un buon lavoro, il presidente di Confedercontribuenti del Veneto, e vi rimandiamo all'appuntamento di sabato 9 ottobre a Villa Obizzi, Sala Verdi di Albignasego, www.confedercontribuentiveneto.it per saperne di più. Grazie ad Alfredo Belluco. Grazie a voi. Grazie al nostro ospite, a voi che ci avete seguito. 7 in punto torna domani, tra l'altro si occuperà di temi economici con un rappresentante della Confcommercio di Vicenza. Di nuovo buona giornata e arrivederci. Ben ritrovati, seconda parte di 7 in punto anche per questo martedì 5 novembre. Prima di passare al nostro secondo graditissimo ospite, anzitutto una precisazione. Abbiamo appena salutato Filippo Tognola, ci ha parlato di un importante progetto in rete, una app, come si usa dire al giorno d'oggi, un'applicazione, adesso anche nello store di Android. Dobbiamo ricordare che il progetto ha vinto il premio Turiscamp, che è organizzato dal CISET, cioè il Centro Internazionale Studi di Economia Turistica, e da Ethics for Tourism, un prestigioso riconoscimento che è stato assegnato al Vega, che è il Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, nella terraferma veneziana di recente. Dunque un prestigioso riconoscimento per un progetto destinato a crescere e ad affermarsi. E adesso invece voltiamo decisamente pagina, trattiamo temi che ci toccano molto, ma molto da vicino e non sempre in maniera positiva. Parliamo del ruolo delle banche, come vedete in sovraimpressione, lo facciamo attraverso il presidente di una associazione dei consumatori che si chiama Confedercontribuenti del Veneto. Andiamo dunque a salutare Alfredo Belluco. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Tra poco parleremo anche di alcuni aspetti che vanno doverosamente precisati. Ricordiamo, prima di entrare in argomento con Alfredo Belluco, che oggi il Mattino di Padova propone una pagina che è stata comprata da Confedercontribuenti del Veneto per lanciare un appuntamento molto importante sabato 9 novembre tra le 9 e le 12:30 a Villa Obizzi, Sala Verdi, in via Roma 163 ad Albignasego, un convegno sul tema "Quando le banche sbagliano, pagano", e come vedete c'è un punto esclamativo ma anche un punto di domanda. Alfredo Belluco, se vuole partiamo da questa considerazione di carattere generale: quando le banche sbagliano, pagano? Allora, molto spesso no, ma altre volte sì. Il problema è che molto spesso lo fanno in ritardo. Noi abbiamo purtroppo dei casi di suicidi, di gente che si è suicidata, che analizzando i conti correnti con il sistema vero, cioè quello delle regole che le banche dovrebbero applicare, abbiamo trovato che, per esempio, un imprenditore al quale 2 banche chiedevano il rientro per circa 100.000 euro, secondo i nostri conteggi era lui che ne doveva ricevere 677.000. Va bene? 677.000. Pensate voi se lui avesse saputo una cosa di questo genere si fosse suicidato. Ora,
per fortuna non sono solo così tragiche le cose. Ci sono anche situazioni, per esempio come la mia, dove già nel 2007 ho vinto 2 cause con la Cassa di risparmio di Padova Rovigo, che si chiamava allora, adesso si chiama Cassa di risparmio del Veneto, e ho dimostrato in giudizio che ero stato imbrogliato sia nel conto corrente della mia azienda artigiana e sia nel mutuo prima casa della mia famiglia. Ora ci sono le sentenze, chi vuole contatti il numero, io glielo faccio vedere. Stiamo parlando del 2007, quando parlare male delle banche, io modestamente ho iniziato a fare le mie battaglie contro le banche già nel 2002, quando non ero ancora presidente della Confederazione Contribuenti, naturalmente, quello lo sono diventato dopo, perché ho fatto della mia battaglia personale una battaglia collettiva, nel senso che adesso difendo gli imprenditori e i risparmiatori e dirò anche come nei rapporti con le banche. Ma com'è possibile, ci spieghi, che esistano situazioni per cui una banca chiede rientri per cifre esorbitanti, quando poi si scopre che la prospettiva è esattamente invertita, addirittura questo povero imprenditore, perché non possiamo definirlo altrimenti, visto che è arrivato al gesto estremo, addirittura avanzava, come si suole dire, una cifra che tradotta in lire, tanto per capirci, equivaleva ad oltre 1 miliardo, no? Sicuramente. Ora, il discorso è che molti non sanno che la cosiddetta anatocismo, cioè la capitalizzazione degli interessi sugli interessi, è vietata e le banche se ne sono sempre proprio fregate, proprio pure, sì. disinteressati per essere chiari. Ora, il problema è questo, che sembra una cosa di poco conto, ma la sommatoria degli interessi ricapitalizzati nel trimestre successivo provoca un effetto a valanga inarrestabile. Il nostro consulente si è interessato di fare una proiezione. 100.000 euro o 100 milioni, che dir si voglia, è sempre la stessa cosa, sì, al 20% all'anno di interesse dovrebbe in 10 anni dare 200.000 euro di interessi, giusto? Sì. 20%, 200. Con l'effetto anatocistico sono oltre 603.000, va bene? Solo pertanto per dare l'idea di quello che succede. Ma guardate che non è questo il 20% a voi sembra molto, no, i conti correnti che venivano aperti fino a una quindicina d'anni fa erano quelli i tassi applicati e non sono ancora quando si va in extrafido, si va sul 15, 16, 17%, anche 18%, poi ci sono le cosiddette commissioni di istruttoria veloce, ci sono le commissioni di massimo scoperto, ci sono tutte cose che le banche si sono inventate, aiutate dai loro amici politici. Ho nominato la commissione sull'istruttoria veloce. È un vero e proprio castigo, è un vero e proprio castigo che le banche applicano per effetto di un decreto cosiddetto Salva Italia. Sì. Salva Italia, un decreto Salva Italia che invece di salvare l'Italia ha salvato le banche, perché pensate che io ho avuto il caso di una imprenditrice che è stata sotto di 150 euro di scoperto per 2 giorni lavorativi. Sapete quanti soldi gli hanno messo di commissione? 80 euro. E sapete quanto viene fuori così a un conteggio senza tante 1200% di interessi, va bene? Ecco, tanto per essere chiari. E siccome che ne dica qualcuno, le commissioni entrano a pieno titolo nel calcolo del tasso soglia di usura, che adesso è intorno al 18%, parlo degli scoperti di conto. Entrano a pieno titolo nel calcolo del tasso soglia di usura. Ci sono le sentenze adesso di Cassazione del 2010 e del 2011 che dicono chiaramente questo, che tutto il costo del denaro, come dice tra l'altro l'articolo 644 del Codice Penale, che dice che tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito. Quindi tutto, non quello che dice la Banca d'Italia, non quello che dice il Consorzio Patichiari, non quello che dice l'ABI, non quello che dicono le banche, tutto quello che c'è all'interno del costo del denaro va a incidere sul tasso effettivo e globale. Cioè lei ci sta dicendo che comunque le spese di commissione potrebbero rientrare alla voce usura?
No, non potrebbero, entrano nella voce usura, tanto è vero che, come ho detto, testuale, l'articolo 644 del codice penale, terzo comma, dice: tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese. Allora, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto di quello che ho detto. Ora, il problema è questo: a partire dal 96 la Banca d'Italia, senza averne titolo, perché la Banca d'Italia è un ente di interesse pubblico ma privato, privato, con capitale privato, va bene? È intervenuta su questo tema senza che nessuno gliel'avesse chiesto, e caso più unico al mondo, è di proprietà delle banche al 94,6%. Immaginate, banche e assicurazioni, prevalentemente banche, poi ci sono anche le assicurazioni, eccetera. Ma la cosa più grave in assoluto è che le banche hanno praticato l'usura, perché abbiamo le sentenze. Vi cito per esempio la sentenza numero 403 del 2009 contro la Banca dei Colli Rogani, non appellata, dove su 2 conti correnti, uno 7 trimestri su 18, l'altro 18 trimestri su 18, è stato superato il tasso soglia di usura con un massimo del 58,98%. Ora, il problema è questo qui. Perché il contratto venga annullato e ci sia la restituzione di tutti gli interessi pagati, interessi spesi, commissioni, oneri, eccetera, basta che ci sia il superamento di un unico trimestre. Non serve che ci sia il superamento di 18 trimestri su 18, va bene? Sì, sì. E questo non è un caso isolato. Noi esaminiamo centinaia e centinaia di conti correnti e vediamo che quasi tutti, per non dire tutti, sono col superamento del tasso soglia. Ci fermiamo un istante, sono argomentazioni che vanno adesso analizzate in maniera approfondita. Rimanete con noi per l'ultima parte di 7 in punto, uno spazio ampio con Alfredo Belluco, presidente di Confedercontribuenti del Veneto. A tra poco.